E ciao a tutti, poco dopo i bellissimi cadini del Brenton, come vi ho detto nel video precedente, adesso vi ho consigliato appunto la visione del video qui per andare alla cascata della Sofia. Ce l'ha consigliata la ragazza che lavora lì nel botteghino dei cadini, quindi siamo proprio curiosi io e Alessandro di andare a vedere cosa riserverà questo luogo vicinissimo, perché stiamo andando a piedi. Lo vedete qui appunto, lo rivedete appunto qui un'altra volta. Siete ancora qui? Siete ancora qui? Colpa mia che ho consigliato la visione nel video precedente, attenzione, passano anche le auto qui. E ci stiamo appunto incamminando verso questa cascata consigliata dalle ragazze lì del botteghino. Sì, perché dovete sapere che io quando è estate e sento parlare di cascate mi si riempie il cuore. Quindi anche per questa volta porterò Jacopo a vedere una cascata e non lo porterò su una vetta. Pensa, Ale, ci sei ricascato un'altra volta. esatto, devo portarti alle cascate, ti sono ricascato. Un'altra volta. Qui in prossimità del bar c'è un profumo veramente pazzesco di cibarie. E contando che sono le 12, guardate che panorama qui dal baretto sulla sponda del lago, mamma mia. Profumo di cibo incredibile, guardate che stupenda visione. Qui c'è il baretto simpatico. E qui vedete l'indicazione per la cascata della Sofia. Curiosi di vedere di cosa si tratterà. Già che è una chiesetta, vedo. Bellissimo. Ci stiamo avvicinando alla zona qui della cascata, si sente già da subito praticamente, perché 50 metri, 100 metri dopo i cartelli, veramente la passeggiata è brevissima, quindi ve la consiglio perché parcheggi amplissimi, veramente ce ne sono sia a pagamento sia gratuiti. Passeggiata, si cammina in piano fino a raggiungere il bar, si vede la chiesetta, appunto c'è la possibilità di sostare al bar, si cammina al fresco perché vedete qui sopra sono piante che riparano dal sole e si arriva subito alla cascata. Direi che per un'escursione, se si passa qui in zona, è perfetta. Guarda che parettone, che pareti di roccia scavata, mamma mia cosa si presenta già da adesso davanti ai nostri occhi. Un bel ponticello, sentierini per ogni possibile scelta immaginabile. Qui scorre il letto del torrente, guardate, proprio scorre su roccia viva, bellissimo. Guardate che autentica meraviglia. Proprio una zona fantastica questa, mamma mia. Madre natura qui nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha dato proprio il meglio di sé. Ecco qui appunto siamo arrivati comunque alla fine del percorso e vedete che bellezza. In teoria qualcuno è proseguito anche, però boh, secondo me non è poi così tanto consentito, però noi ci limitiamo ad ammirare qui questa cascata da questa posizione. Guardate che scavi, ma guardate che alta questa parete, con i millenni che lavoro ha fatto madre natura, guardate che alta, mamma mia, veramente fantastico. Cascata della Sofia, vi consiglio di annotarvela perché vale la pena. Ma qui si vede palesemente un muretto artificiale, vedete che appunto il centro è stato rimosso per permettere lo scorrimento dell'acqua, creare una specie di laghetto qui subito a monte.
E sia i Cadini sia la cascata qui della Sofia mi ricordano tantissimo l'Orido di Bellano sul lago di Como, e che è scavato proprio perfettamente all'interno della montagna. Qui la montagna è un po' più aperta, però il principio fisico è lo stesso. Ecco, vedete qui sotto si snoda la cascata della Sofia. Adesso appunto andremo qui nella piattaforma a ammirare la bellezza. Guardate lì c'è l'ingresso del torrente. E poi qui giù c'è il lago. Ed appunto, mamma mia che profondo qui. Non si vede neanche il fondo del canyon. E lì c'è il lago che inizia. È bellissimo anche qui sulla passerella, anche finisce qui, ma guarda che visione sopra il lago, bellissimo. Tanto frequentato, ma abbiamo appena visto la cascata della Sofia. Sentite il frusciare dell'acqua qui sugli arbusti lungo la sponda. Zona stupenda geograficamente, veramente degnissima di nota, un po' troppo affollata per i miei barra nostri gusti, e purtroppo qui diciamo vengono anche persone che non sono escursionisti veri e propri, quindi purtroppo si sa che quando il turismo aumenta si rischia anche di incappare in persone che l'ambiente proprio non lo amino al 100%, diciamo. Ecco, questa è solo una piccola digressione all'argomento della cascata vera e propria, che è meravigliosa. Che altro si può dire? Ripeto per la seconda volta, ve la consiglio. Rieccoci qui dopo una bella mangiata qui al bar poco prima della cascata. Adesso ci rimettiamo in cammino brevissimo per arrivare alla macchina e vi faccio salutare da Alessandro. Ecco, Alessandro mi ha raggiunto e allora, caro mio, do questa seconda passeggiata di oggi. Questa seconda passeggiata è proprio una passeggiata di quelle che la fai per passare davanti al ristorante. Sì, esatto. E poi fermarti a mangiare qualcosa, ti vedi sta cascata che è simpatica. Sì, questa specie di orrido, questo canyon carino, perché veramente si fanno in pochi passi. Oggi abbiamo portato a casa due luoghi molto caratteristici, diciamo, e diversi un po' anche dalle nostre mete classiche. Quindi Alessandro... qualcosa di diverso. Sì, no, ci stava, infatti... Mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale di Jacopo e alle strade di Weird, che è il canale di Alessandro, per vedere contenuti leggermente diversi dai miei, ma ci scambieremo sicuramente il tag nei video. Certo. Quindi... E niente, qui noi da questa stupenda giornata, saluta. Alessandro ci saluta e vi saluto anche io e vi rimando appuntamento alle prossime escursioni.